Siamo in Giappone per la fioritura dei ciliegi. No, siamo a Parco Giardino Sigurtà e in un angolino non troppo visibile c'è un'altra sorpresa per voi. Un piccolo, anzi tre piccoli meli selvatici che fanno da contorno alla vasca delle tartarughe. Siamo lungo il viale delle rose e qui un altro albero da frutto fiorito in questa stagione. Vicino alla vasca delle tartarughe, lungo il viale delle rose, compaiono in questa stagione dei fiori rosa e bianchi, molto semplici, a 5 petali, e indicano che sta fiorendo un albero da frutto, perché abbiamo visto il mandorlo, il ciliegio, il pesco, abbiamo scoperto che non ne abbiamo solo uno, e quindi anche qui di tutto un po' nel nostro giardino. E questo è un melo selvatico. Dopo la fioritura, l'arbusto, che è un arbusto contorto, con il legno, vedete, di un marroncino chiaro, rimane con la chioma arbustiva verde, la foglia abbastanza lanceolata, e quindi per la stagione rimane con questo colore che si mescola con il verde della parte, diciamo, di aiuola della vasca delle tartarughe. Però in questa stagione spicca e noi capiamo che è questa preziosa specie, diciamo, che è progenitore del melo domestico. Questo melo selvatico, appunto, i suoi frutti sono tra settembre e ottobre, sono mele molto piccole, di colore giallo-verdastro, sono mele acidule, per cui non sono edibili, diciamo così, non si possono mangiare perché sarebbero molto aspre, però si possono fare, pensate, delle confetture, delle conserve, quindi non del nostro parco, vero? Sempre ricordatevi, no, qui no. E sono a grappolini come i fiori, infatti tra i fiori spiccano questi piccoli frutti che sono i frutti dello scorso anno, vedete? In realtà questi sono frutti secchi perché le meline sono un pochino più grandi e di colore verde, verde acceso. Qui nel giardino ci sono questi tre esemplari che decorano appunto la vasca delle tartarughe e spiccano anche a settembre-ottobre per i loro frutti. Quindi se adesso non li potete vedere perché stanno già cambiando il loro manto, nel manto estivo, non perdeteveli quest'autunno, settembre-ottobre, venite a fare un giretto e troverete i piccoli frutti che magari piacciono anche alle tartarughe, chi lo sa.